alle benemerite dell'Associazione Nazionale Carabinieri, a tutti coloro che hanno servito l'arma prima di noi e a quelli che ormai sono diventati parte integrante della nostra famiglia, i Carabinieri forestali, mi stringo in un affettuoso abbraccio, consapevole dei solidi legami che solo presidio di legalità. Sono lo Stato e pertanto tocca a noi il compito di intercettare disagi e bisogni, intervenire dove si è consumata una vittima del dovere, a cui voglio ricordare Elisa, Elena e Luca, mogli e figli dell'appuntato scelto Antonino Modica, travolto da un autotreno il 13 luglio 2018. Altre forze di polizia combattiamo talvolta con armi impari per garantire sicurezza ai più deboli, alle persone sole e anche a chi ricorre a noi per qualsivoglia necessità. Oggi, 5 giugno, su questo splendido sagrato della Chiesa dei Santi Francesco e Giustino, 2 secoli però che non hanno condizionato il modo di pensare e di agire dell'arma, che è rimasta sempre la stessa, fedele e vigile baluardo al servizio delle istituzioni.